Dopo le grandinate che a Mirano e Spinea hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole, forti piogge si sono abbattute violentemente anche a Jesolo, Portogruaro ed Eraclea. Strade e garage allagati, esondati anche i canali scolmatori nella campagna di Portogruaro. Una bomba d'acqua, la definiamo proprio così, si è scaricata in una parte del territorio, la parte più residenziale a nord della città, quindi Jesolo Paese per intenderci, in alcune zone che storicamente sappiamo essere interessate da problemi di allagamenti. Purtroppo queste zone hanno avuto appunto le strade invase dall'acqua e in alcuni casi dove non c'è stata la prontezza a mettere le paratoie, anche alcuni garage allagati. Il primo cittadino della località balneare si appella alla regione affinché si trovino soluzioni per far fronte a eventi meteorologici come questo. Ovviamente questo impone di accelerare le strategie di investimento dell'amministrazione comunale. Proprio in questo momento abbiamo un cantiere nella zona residenziale di Jesolo 2 con 4 milioni e mezzo di investimento che porteranno a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Sicuramente abbiamo due istanze da rivolgere. La prima è legata alla necessità di avere risorse sui territori, appunto per i comuni, per incentivare questo tipo di interventi di resilienza sul territorio. Dall'altro lato chiederemo alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza proprio per andare incontro ai privati che hanno subito dei danni nelle prime ore della mattinata di oggi. Un appello volto a migliorare le capacità e la prontezza del territorio nel reagire al tempo instabile per il bene della popolazione. Intanto anche il sindaco di Portogruaro è intervenuto sottolineando ed invitando i cittadini alla massima prudenza.